24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale. Dopo quasi un ventennio di attesa arriva la soluzione per eliminare il collo di bottiglia nella viabilità di accesso all'Alta Valle dell'Agno. Uno specifico accordo che individua la soluzione tecnico-progettuale del collegamento tra la superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta e la vallata nei comuni vicentini di Brogliano, Castelgomberto e Cornedo Vicentino è stato sottoscritto ieri nel municipio di Cornedo tra Regione, Provincia, Veneto Strade e tutte le amministrazioni locali della valle. Il documento è stato firmato dall'assessore regionale alle politiche della mobilità Renato Chisso, dal vicecommissario per la Pedemontana Giuseppe Faseul, dall'assessore provinciale alla viabilità Giovanni Maria Forte. L'insieme degli interventi previsti stappa l'Alta Vallata rispetto al traffico tradizionale e a quello da e per la Pedemontana, mettendo in sicurezza situazioni attualmente critiche. Nell'ultima settimana monitorata dalla rete di 80 medici sentinella sul territorio, l'incidenza dell'influenza stagionale in Veneto è ancora aumentata, passando da 100,7 malati per 10.000 abitanti di quella precedente a 116,1 malati per 10.000 abitanti. Si stima quindi che siano poco meno di 60.000 i cittadini veneti sinora colpiti dal virus. Ne ha dato notizia l'assessore regionale alla sanità Luca Coletto, sulla base delle elaborazioni dei dati provenienti dal territorio effettuate dalla Direzione Regionale Prevenzione. L'andamento, ha sottolineato Coletto, continua ad essere nella norma e ricalca quello degli anni precedenti. Il forte aumento di casi delle ultime 2 settimane, si è passati da 27.000 a circa 60.000 persone, era atteso e indica che ci si sta avvicinando alla fase di picco oramai imminente. La situazione è totalmente sotto controllo e non desta preoccupazioni. L'alleanza fra il PDL e la Lega salta. In vista quindi delle elezioni amministrative di primavera in casa del PDL, urge quindi trovare un candidato sindaco alternativo a Tosi, e magari andando anche ad accelerare il dialogo con UDC e Terzo Polo. È quanto emerso nell'incontro del coordinamento cittadino del PDL, convocata dal coordinatore Davide Bendinelli. Il coordinatore cittadino del PDL Bendinelli, dopo le polemiche congressuali, ha puntato a ricomporre il quadro. Bendinelli ha detto infatti che ora l'obiettivo primario è quello di lasciare da parte le polemiche e di iniziare a lavorare in un clima costruttivo e unitario. Il tema centrale, ha proseguito Bendinelli, è ora quello delle elezioni di Verona e l'alleanza con il sindaco è quasi impossibile. Il PDL entro la fine del mese dovrà trovare così un candidato sindaco. Il PDL guarda il mondo imprenditoriale, ma tra tutti spunta anche il nome dell'assessore comunale Bartacco. Il fronte delle alleanze non si ferma però solo in città. E infatti il neocoordinatore provinciale Giovanni Miozzi guarda anche ad altri 15 comuni della provincia che anch'essi in primavera andranno al voto, in modo da trovare dei punti fermi e dare una struttura efficiente al partito. In questi giorni, in quasi tutte le città venete, è stato registrato il 35esimo superamento del limite di legge giornaliero del PM10, 50 microgrammi per metro cubo. Questa è la situazione al 19 febbraio, Vicenza a 38 giorni di superamenti, Verona 37, Padova 36, Rovigo 35, Treviso 34 e Venezia 34. Peraltro negli ultimi giorni sono stati registrati valori altissimi, anche più del doppio della soglia di legge giornaliera di 50 microgrammi. Ad esempio sabato a Vicenza sono stati riscontrati 114 microgrammi, a Verona 143, a Padova 119, a Rovigo 140, a Treviso 107 e a Venezia 101. Anche per il 2012, ha affermato Legambiente Veneto, le città venete sono già fuori legge, cosa che si sussegue anno dopo anno. Siamo solo a metà febbraio e quindi si preannuncia un anno negativo come il 2011.
carabinieri della Compagnia di Verona hanno arrestato un marocchino di 31 anni sorpreso a cedere eroina a un tossicodipendente veronese. I carabinieri hanno attuato un servizio di osservazione in interrato dell'Acqua Morta nel comune di Verona, in quanto i residenti di San Martino Buonalbergo avevano segnalato ai militari della locale stazione che alcuni giovani si recavano in quella strada del capoluogo scaligero per acquistare eroina. I carabinieri, dopo aver messo in atto un servizio di osservazione e aver osservato il marocchino cedere 2 dosi di eroina a un 51enne, lo hanno bloccato. Dopo la convalida dell'arresto, l'uomo è stato condannato a 1 anno e 6 mesi di reclusione e a 3.000 euro di multa. Quotidiani, il crollo della carta stampata. Dati ADS, i lettori scelgono con più frequenza internet per informarsi e i giornali vengono distribuiti e venduti sempre di meno. Tutti i particolari su industria e finanza. Ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale.